L'aumento del costo dell'energia pesa sempre più sulle tasche dei cittadini dopo le bollette di luce e gas. Anche il carburante in Friuli sfondato il tetto dei 2 euro al litro e non è finita qui, preoccupati anche i gestori. 3 casi in 3 giorni di auto che hanno imboccato contromano l'autostrada e allarme sicurezza. La procura di Trieste ha chiesto di convalidare l'arresto dello sloveno che ha causato l'incidente mortale a Duino. Durante una violenta lite nei pressi della piazza di Maniago, sabato notte un giovane ferito a coltellate è finito in ospedale. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il sindaco: se c'è un disagio giovanile intercettiamolo. Con le nuove regole Covid a scuola in vigore da oggi, per le famiglie finisce l'incubo della DAD alle elementari, che scatta dal 5° caso positivo, un tetto raggiunto rarissimamente solo nei tempi più difficili della pandemia. Vera e propria debacle per la sapadina Lisa Vitozzi nella 15 km di biathlon alle Olimpiadi. Dopo la buona prova nella staffetta, crolla nell'individuale. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Tempi sempre più difficili per i bilanci delle famiglie, con i rincari legati all'energia, come se non bastassero gli aumenti delle bollette per gas e luce. Adesso tocca in maniera importante anche al carburante. Oggi in Friuli è stata sfondata la quota dei 2 euro al litro. In difficoltà naturalmente i consumatori, ma sono preoccupati anche i gestori degli impianti. Il prezzo dei carburanti continua la sua crescita inarrestabile. Anche di giorno in giorno il costo di benzina e diesel aumenta, confermando un trend in rialzo che ha portato negli ultimi mesi a prezzi record dal 2013. Ancora più elevati i costi per il servito, con la benzina che infrange anche il tetto dei 2 euro al litro. Incide un po' sull'andamento delle vendite, nel senso che la gente, i clienti, chi faceva il pieno prima non fa più il pieno perché è un prezzo importante, soprattutto nelle autostrade. Come si vede un aumento, lì è da un po' che ha 2 euro, superato i 2 euro. Ci può indicare anche l'aumento previsto per domani? La verde in self 1,819 e in servito 1,945. Il gasolio in self 1,709, 1,829. I prezzi cambiano ogni giorno. Come vivete voi questi aumenti? Viviamo con un po' di apprensione e cercando di controllare purtroppo i prezzi dei concorrenti. Il GIP del Tribunale di Trieste avrà 48 ore di tempo per decidere sull'arresto del cittadino sloveno che sabato ha causato l'incidente sul raccordo autostradale di Trieste. Incidente costato la vita ad una donna. La Procura della Repubblica di Trieste ha depositato la richiesta di convalida dell'arresto per il cittadino sloveno che sabato mattina ha causato il terribile incidente a pochi metri dall'autogrill di Duino, nel quale è morta Utu, per tutti Paola Parasciva, di 57 anni, che stava procedendo verso il capoluogo giuliano. Il 49enne aveva imboccato a velocità sostenuta, si parla di oltre 140 km/h, il raccordo autostradale contromano intorno alle 8:30 del mattino. La polizia stradale, con il coordinamento della Procura di Trieste guidata da Antonio De Nicolo e del PM Matteo Tripani, sta ricostruendo il folle gesto dello straniero che al momento dell'incidente era in forte stato di alterazione, non causata però da alcol e da droghe. Il GIP avrà 48 ore di tempo per interrogare il 49enne che subito dopo l'incidente era stato ricoverato all'ospedale di Cattinara, dove è piantonato. Il giudice dovrà poi decidere se lo sloveno dovrà restare in carcere, ipotesi più probabile, o se troverà qualcuno disposto ad ospitarlo nel caso vengano concessi i domiciliari. E in soli 3 giorni sono stati ben 3 i casi di auto che hanno imboccato contromano l'autostrada tra A28 e A4. 4 gli episodi solamente negli ultimi 20 giorni, una situazione che chiaramente desta preoccupazione sul fronte della sicurezza. Normalmente, fa sapere Autovie Venete, sulla propria tratta di competenza episodi del genere sono circa una quarantina all'anno.
Ogni anno mediamente sulle autostrade gestite da Autovie Venete sono una quarantina i casi di automobilisti che imboccano la carreggiata contromano, il che significa più di 3 al mese. Altrettanti sono gli episodi accaduti nella nostra regione negli ultimi 20 giorni, il più grave dei quali a Duino, dove una donna è morta in un incidente provocato da un automobilista che stava percorrendo nel senso sbagliato il raccordo autostradale della A4. Non ha invece avuto conseguenze quanto accaduto ieri mattina sulla A28. Un automobilista avrebbe viaggiato contromano tra le uscite di Cimpello e Azzano Decimo in direzione Conegliano. Accortosi dell'errore, è uscito dall'autostrada. Distratto dall'abbondante nevicata, così ha riferito alle forze dell'ordine, una ventina di giorni fa un uomo è entrato in A23 a Camporosso, direzione sud, contromano. Ha percorso in corsia di sorpasso i 2 chilometri della galleria spartiacque senza che fortunatamente si verificasse alcun incidente. L'ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto la scorsa notte in A4 tra Fossalta di Portogruaro e Cessalto. In stato di ebbrezza, un 33enne ha percorso contromano diversi chilometri dell'autostrada. Oltre una ventina a quanto pare, anche se le telecamere di Autovie Venete lo hanno ripreso durante l'infrazione per circa 4 chilometri. Quando si verificano eventi di questo tipo, appare immediatamente un avviso sui pannelli a messaggio variabile che mette in guardia gli automobilisti sul pericolo. Viene anche disposta la chiusura del casello precedente. Autovie Venete fa sapere che tra i 17.500 eventi che si sono verificati nell'ultimo anno sulla propria rete di competenza, lunga 240 km e percorsa da 50 milioni di mezzi, 40 sono i casi di auto contromano. La maggior parte degli interventi è stata richiesta per soccorsi per guasti ai mezzi. Segue la rimozione di oggetti che ostruiscono il transito, la gestione di code e traffico, quindi gli incidenti. Una violenta lite tra 2 giovani nella notte tra sabato e domenica nella zona di Piazza Italia a Maniago è sfociata in un accoltellamento con un ragazzo che ha ferito un coetaneo in maniera non grave prima di fuggire. I carabinieri stanno indagando sull'episodio, sul quale interviene anche il sindaco che dice: se c'è un disagio giovanile dobbiamo intercettarlo. Una discussione con tanto di lite e un ferimento per accoltellamento ha animato il sabato notte in Piazza Italia a Maniago, dopo l'una all'esterno di un locale dove erano presenti molti giovani, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Spilimbergo. 2 ragazzi hanno avuto un acceso diverbio. Uno dei 2, un 18enne di origine straniera, ha estratto un coltello cercando più volte di colpire l'altro, un 20enne di Montereale, che si è difeso con le mani riportando alcune ferite, fortunatamente non gravi. Subito i presenti, che hanno assistito alla scena allibiti, sono intervenuti per dividere i 2 e hanno chiamato il 112. L'aggressore è fuggito mentre il ferito è stato portato con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone, dove è stato tenuto sotto osservazione per le lesioni da taglio superficiali riportate agli arti superiori e poi dimesso. I carabinieri della compagnia di Spilimbergo stanno investigando per ritrovare l'aggressore, a carico del quale c'è un'accusa di lesioni, seguendo una pista ben definita. Il lavoro d'indagine è coordinato dal PM Monica Carraturo. Sull'episodio c'è stata una riunione oggi tra le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale. Il sindaco, che domani vedrà il questore di Pordenone, esprime preoccupazione. Sarà importante capire non solo chi siano stati i responsabili, ma anche e soprattutto cercare di risalire alle motivazioni che hanno condotto a questo fenomeno che ha riguardato dei gruppi di giovani e quindi in qualche modo potrebbe essere anche un sintomo di un malessere diffuso giovanile sul quale non possiamo e non vogliamo nemmeno sottovalutare tutti i vari aspetti. Dopo l'episodio c'è stupore ma anche preoccupazione tra i maniaghesi. Cittadini e commercianti sperano si tratti di un episodio isolato ma chiedono sicurezza. Sorpresa e paura sono questi gli stati d'animo espressi da cittadini ed esercenti di Maniago dopo la lite di sabato sera, un episodio non certo usuale in città. Desta un po' di preoccupazione perché effettivamente sono cose che ci preoccupano anche dal punto di vista lavorativo, perché noi abbiamo per esempio le ragazze dipendenti qui che anche la sera quando chiudiamo ci desta veramente preoccupazione. Speriamo che siano casi isolati, che non succedano più. Il territorio comunque è un territorio credo sicuro, perché è sorvegliato abbastanza dalle forze dell'ordine. Sembra un niente, ma anche le luci accesi dei negozi alla sera, i lampioni accesi comunque sono un deterrente, no? Usiamo questo termine qui. E tra i cittadini c'è chi minimizza e chi ha paura.
non sembra che sia una situazione tanto esasperata qui nella nostra zona, ma qualche episodio così sembra che ogni tanto, ma non vedo che ci siano problematiche tanto urgenti. Sono molto preoccupata di questa situazione perché è proprio fuori le porte di casa che succedono e pertanto non si sa la cattiveria fino a dove arriva e questa è una cosa che mi preoccupa molto. Scattano oggi le nuove misure contro il Covid stabilite dal governo che hanno chiaramente il sapore di un ritorno, anche se graduale, alla normalità. Niente didattica a distanza per i vaccinati, super Green Pass senza scadenza per chi ha la terza dose e nei prossimi giorni nuovi allentamenti delle restrizioni. Prove tecniche di normalità nel paese dove hanno debuttato le novità stabilite dal Consiglio dei Ministri mercoledì scorso. Da oggi la durata del super Green Pass diventa illimitata per i vaccinati con terza dose e per quanti sono guariti dal Covid dopo il completamento del primo ciclo di immunizzazione e dopo il booster. Il possesso del Green Pass, base o rafforzato, continuerà ad essere obbligatorio per accedere a molteplici attività e servizi. Oggi intanto debuttano le nuove regole per la scuola. Alle elementari, medie e superiori la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati, alle primarie dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo. Per i non vaccinati si dimezza la durata della didattica a distanza che passa da 10 a 5 giorni. Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia tutti i bambini restano a casa con 5 o più casi positivi, non più dal primo come accadeva fino a ieri. Il nuovo decreto introduce i tamponi fai da te per scuole dell'infanzia ed elementari. Chi continua a frequentare in presenza e ad un certo punto manifesta sintomi, per rimanere in classe deve effettuare un tampone, anche fai da te, con autocertificazione dell'esito negativo. Chi va in quarantena, invece, qualsiasi classe frequenti, per tornare a scuola deve fare un tampone antigenico o molecolare. Basta l'esito del test, non serve il certificato medico. Quanto alle prossime scadenze, l'11 febbraio potranno riaprire le discoteche dove si potrà entrare con Super Green Pass. Dal 15 febbraio, infine, tutti i lavoratori pubblici e privati con più di 50 anni dovranno essere in possesso di Super Green Pass rafforzato per accedere al posto di lavoro. Chi non sarà in regola non riceverà lo stipendio, ma non sarà licenziato. Con le nuove regole che riguardano la scuola, di fatto, almeno alle elementari, finisce l'incubo della DAD. Così almeno riferiscono i dirigenti scolastici di Udine, che fanno sapere che in effetti 5 casi positivi all'interno della stessa classe si sono registrati in rarissime occasioni e comunque nei tempi più difficili della pandemia. DAD sempre più lontana con le nuove normative anti-Covid messe in atto nella scuola a partire da oggi. Sarà una mole di lavoro organizzativo in meno per il personale scolastico e soprattutto farà tirare un sospiro di sollievo alle famiglie sottoposte ogni giorno a cambi di programma per la didattica in presenza o a distanza. Alcune classi che oggi avrebbero dovuto rimanere a casa sono invece rientrate proprio perché abbiamo provveduto ad applicare immediatamente le nuove disposizioni e quindi di fatto non ci sono più classi a casa in didattica a distanza, sono tutti a scuola e nei prossimi giorni si applicherà sempre questo tipo di provvedimento. Dubito che a questo punto ci saranno delle classi in didattica a distanza perché per andare in didattica a distanza servirà un numero di positivi per classe molto alto, pari a 5. Ma l'incombenza delle mascherine FFP2 rimane. Le FFP2 per il personale della scuola vengono fornite dalla struttura commissariale. Per quanto riguarda i bambini sono le scuole che devono provvedere all'acquisto diretto in farmacia dei quantitativi necessari. Soltanto le farmacie che hanno aderito al protocollo possono fornirci le FFP2 a prezzo calmierato e naturalmente le procedure burocratiche non sono mai troppo semplici nel nostro paese, anche in questo caso insomma è un pochino farraginoso, ma come sempre ce la faremo.
Oggi in Friuli Venezia Giulia sono emersi complessivamente 644 nuovi contagi, il 19,41% dei contagi ha interessato i quarantenni. Le persone in isolamento sono scese a 41.949, 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, tra i quali quello di una sessantenne di Udine ispirata in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41, i pazienti accolti in altri reparti sono 479. E sono circa 80.000 gli over 50 in Friuli Venezia Giulia che non hanno ancora prenotato la terza dose di vaccino. Una parte di questi ha contratto il Covid dopo la seconda dose, ma esclusi i guariti rimangono alcune migliaia di persone per le quali è previsto l'obbligo vaccinale e che non hanno ancora completato il ciclo con il booster. Auspichiamo che prenotino presto l'appuntamento, ha detto il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi a margine di un incontro oggi a Trieste. In generale, ha spiegato Riccardi, la campagna vaccinale in Regione procede a passo dell'alpino, costante e continua. Sulle terze dosi abbiamo superato la media italiana, sulle altre categorie cominciamo ad avere numeri importanti. Non è mai mancata l'offerta, precisa Riccardi, ma c'è stata una titubanza sulla domanda. A oggi la fascia rimasta più indietro nella campagna vaccinale quella dei bambini. In questo caso si registra una certa diffidenza da parte delle famiglie, commenta Riccardi, però anche queste vaccinazioni sono importanti. Questa volta nessuna scarcerazione per il friulano Ugo Rossi, consigliere comunale di Trieste, arrestato venerdì quando aveva tentato di entrare in un ricreatorio nonostante fosse sprovvisto di Green Pass. Ugo Rossi resta agli arresti domiciliari. Il GIP del Tribunale di Trieste, Massimo Tommassini, ha convalidato l'arresto effettuato dalla polizia locale del capoluogo giuliano venerdì scorso con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il consigliere comunale aveva preteso di entrare al ricreatorio Toti, nonostante fosse sprovvisto del Green Pass, dove era in corso un sopralluogo da parte di una commissione consigliare di cui lo stesso fa parte. Ne è nato un alterco con la polizia locale che ha chiesto a Rossi di uscire, ma lui ha opposto resistenza e a quel punto è scattato l'arresto. Secondo il consigliere avrebbe subito anche dei maltrattamenti, ipotesi però smentite in maniera secca da parte dei vigili urbani che potrebbero agire anche per vie legali. Rossi è stato anche denunciato dall'assessore comunale Nicole Matteoni, che è stata strattonata dallo stesso per riuscire ad entrare nella struttura. Il consigliere era stato condannato qualche mese fa a 5 mesi per resistenza in occasione della sua sortita davanti a un ufficio postale. Il Tribunale di Udine ha condannato per furto un rumeno di 41 anni a 1 anno di reclusione, pena sospesa. L'uomo era accusato di aver rubato nel gennaio del 2014 a Castions di Strada 100 litri di gasolio da un mezzo della Union Beton. Stando alle accuse, il condannato agì assieme ad altri 3 connazionali con il favore della notte, forzando il tappo del serbatoio e prelevando il carburante dal mezzo parcheggiato. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di Wind 3 contro il comune di Casarsa per l'installazione di un nuovo impianto fisso di telefonia mobile in via Monte Peralba. Il municipio non aveva accolto la domanda perché l'area non era tra quelle preferenziali indicate dal regolamento comunale e mancava parte della documentazione richiesta. Il giudice ha sottolineato come la legge non consenta ai comuni di vietare l'installazione di antenne in maniera generalizzata e ha accolto il ricorso. Per motivi simili il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto nei giorni scorsi il ricorso di Iliad contro il comune di San Giovanni al Natisone che aveva vietato la realizzazione di un'antenna in via del Collio. È stato presentato oggi il registro delle morti cardiache improvvise, uno strumento indispensabile per la scienza per analizzare la situazione di un territorio e proporre soluzioni per impedire morti premature. Dati, indicazioni, numeri, strumenti necessari per impedire altri decessi e per consentire ai legislatori di decidere sulla base di evidenze scientifiche. È stato ufficialmente presentato il registro regionale delle morti cardiache improvvise. La scienza bisogna farla lavorare e soltanto quando la scienza arriva all'esito delle cose può dare delle risposte.
E oltre a questo l'altro grande aspetto sul quale abbiamo visto delle difficoltà e stiamo incontrando delle difficoltà come sistema, avere un grande patrimonio di informazioni e di dati che devono essere ancora sistematizzati nel modo migliore, devono creare quelle condizioni affinché il dato possa essere maneggiato soprattutto per la sua affidabilità e per la velocità con la quale poi alla fine chi ha chiamato a prendere le decisioni possa decidere avendo la più ampia disponibilità delle conoscenze. Gianfranco Sinagra, direttore della cardiologia di Asugi, ha ricordato che proprio lo screening avviato sui familiari delle vittime, come previsto dal progetto, è in grado di evidenziare la presenza di problematiche cardiache su dei soggetti apparentemente asintomatici, indirizzandoli poi verso un percorso diagnostico e di cura. Nel registro vengono prese in esame le morti cardiache improvvise di persone con età inferiore ai 50 anni. Su 26 casi ad oggi esaminati è emersa la netta prevalenza del genere maschile 22/4, mentre è stata rilevata una positività all'esame chimico-tossicologico in 8 decessi. Relativamente alla fascia d'età, la prevalente è la 41-50 anni con 16 morti, mentre la 21-30 e 31-40 riportano lo stesso numero di decessi, ovvero 5. Andamento a 2 marce per le imprese aderenti a Lega Coop con settori in lieve ripresa come quello dei servizi e altri che faticano a risollevarsi come cultura e turismo. Il 2022 si è aperto con timidi segnali di ripresa in alcuni settori più che in altri, soprattutto nei servizi che nel 2021 sono riusciti a fatturare di più dell'anno precedente. Quelli che faticano a riprendersi sono cultura e turismo. Segno positivo per distribuzione alimentare ed edilizia, che ora però si trovano a dover fare i conti con l'aumento del costo delle materie prime e dell'inflazione, oltre che della carenza di personale. È quanto emerge dal bilancio di Lega Coop, che con oltre 220.000 soci conta un valore di produzione di quasi 1,5 miliardi di euro. Sulle materie prime, sulle forniture non si è ancora espresso secondo me tutte le difficoltà che ci saranno. Il pane è già aumentato, gli agricoltori si lamentano per i mangimi che incrementano e il latte sarà il prossimo che vedrà accrescere il conto della spesa. La grande distribuzione fa fatica a rinnovare dei contratti con i fornitori non ai valori precedenti ma con crescite a doppie cifre. Lega Coop, oltre a chiedere che la politica regionale faccia da tramite al Parlamento per una modifica al codice dei contratti, punta il dito contro la carenza di personale come educatori e infermieri, di personale generico per le cooperative di servizi edili e in molti altri settori. Rileva inoltre l'aumento del costo del lavoro e intende impegnarsi per favorire le aggregazioni con la creazione di filiere locali che puntino anche sulla sostenibilità sia sociale che economica. Prima riunione della conferenza dei servizi sull'ampliamento della Kronospan a San Vito al Tagliamento. Tutti i portatori di interesse hanno chiesto nuove integrazioni. Una lunga serie di richieste documentali da parte degli enti interessati ha accompagnato la prima riunione della conferenza dei servizi sull'autorizzazione all'ampliamento della Kronospan in zona industriale a San Vito al Tagliamento. Presenti i comuni interessati, la Regione, Confindustria Alto Adriatico, il Comitato ABC sorto dalla cittadinanza contraria al progetto e ovviamente l'azienda che produce pannelli truciolari da legno riciclato e prospetta un investimento da 250 milioni di euro e oltre 200 posti di lavoro. Nella sostanza, la prima riunione è servita ai vari portatori di interesse per chiedere ulteriori integrazioni alla documentazione già presentata per il provvedimento autorizzativo unico regionale, illustrata nelle precedenti inchieste pubbliche. ARPA e azienda sanitaria hanno richiesto nuove e dettagliate documentazioni sul progetto. Il comune di San Vito, con il sindaco Alberto Bernava, ha ribadito la propria contrarietà, riportando osservazioni puntuali e ha predisposto di redigere, assieme all'azienda sanitaria Friuli Occidentale e ad ARPA, una valutazione di impatto sulla salute dei cittadini attraverso la collaborazione di un esperto esterno, oltre a chiedere una valutazione sul trasporto su gomma. Il comitato ABC, che ha raccolto 7.000 firme contro l'ampliamento, oltre a ribadire la propria ferma posizione, ha chiesto la sospensione della conferenza dei servizi per carenze urbanistiche e ambientali che prima devono essere colmate. L'azienda, dal canto suo, presente con i vertici e numerosi tecnici legali, ha preso atto delle richieste e si è impegnata a produrre la documentazione entro 30 giorni, quando tutti gli interessati si riaggiorneranno. L'iter, dati alla mano, dovrà essere concluso entro 3 mesi, con il parere espresso dalla conferenza dei servizi, un parere che non sarà vincolante per la Regione, cui spetta la parola fine, ma che non potrà essere ignorato qualora esprimere perplessità fossero in molti. Procede a Udine il cantiere della pista ciclabile di via Cividale, che per ora si trova davanti l'ostacolo Magnolio. Una decina quelle che alla fine saranno abbattute rispetto al piano
originale che ne prevedeva la totale rimozione, ma questo ad alcuni cittadini comunque non basta. 400 metri, spanna più, spanna meno. È questa la distanza che divide Piazzale Oberdan dal passaggio a livello di via Cividale e su cui insistono una quarantina di magnolie che nel corso del tempo hanno messo radici e dissestato i marciapiedi da entrambi i lati. E così il lunghissimo cantiere della ciclabile di via Cividale presto si troverà a fare i conti con questi verdi ma scomodi ospiti. Il comune ha quindi varato un piano di abbattimento che permetta di salvare la maggior parte degli alberi, sacrificandone una decina già marchiati con vernice rossa nei punti più stretti della via e nelle zone di passaggi pedonali. La volontà di questa amministrazione è di creare le condizioni necessarie affinché ci fosse la ciclabile, mantenendo alcune senza arbore, alcune magnolie, quelle più diciamo in buone condizioni, e dove l'allargamento del marciapiede era sufficiente ad ospitare anche la ciclabile. E più di qualche volta capita che pur volendo mantenerle, i lavori di per sé sono lavori edili, vanno a attaccare le radici e può capitare che qualcuna purtroppo non abbia le condizioni, diciamo, tecniche per essere mantenuta. Comunque tentiamo di mantenere più alberi possibili dove è possibile. C'è però chi non ci sta e chiede che ad essere salvati siano tutti gli alberi. Noi siamo dell'idea che non bisogna prendersela con la parte più debole, cioè l'albero che non si può difendere, ma pensare ad un piano alternativo. Si possono anche tagliare degli alberi, però bisogna pensare a sostituirli dove e come, compatibilmente con il territorio, la pista ciclopedonale e diciamo con tutto il tessuto urbano. Insomma, 400 metri chiacchieratissimi. E più si avvicina il cantiere, più il futuro di questi alberi e di questi marciapiedi sembra essere a senso unico. Dal 18 al 20 febbraio a Tarvisio torna Lussarissimo, la manifestazione che prevede eventi notturna. Vediamo. Una camminata di 5 km al chiaro di luna con le ciaspole o i ramponcini, lo slalom gigante parallelo sulla pista illuminata della di Prampero e una mezza maratona sulla neve del Lussari dedicata a runners e a camminatori appassionati di montagna sono le iniziative di Lussarissimo in programma a Tarvisio dal 18 al 20 febbraio. La presentazione dell'iniziativa organizzata da Smile Events è stata l'occasione per lanciare idee come l'illuminazione notturna fissa della pista di Prampero, che diventerebbe la più lunga al mondo con questa caratteristica, analizzare la situazione del turismo invernale nel Tarvisiano e illustrare programmi di sviluppo promossi dalla Regione come il restyling di tutti i punti di ristoro. Ci stiamo lavorando con la messa a terra di una norma che consentirà a chi volesse investire in Friuli Venezia Giulia di essere sostenuto dalla Regione stessa. Stiamo lavorando molto bene con le associazioni del territorio e Lussarissimo 2022 ne hanno una dimostrazione. Noi abbiamo dei poli che stanno lavorando molto bene anche quest'anno in una stagione comunque condizionata dalla pandemia. Abbiamo avuto dei numeri assolutamente positivi. Tra poco l'appuntamento con l'informazione sportiva al centro, la performance alle Olimpiadi di Pechino della Sappadina Vitozzi è stata debacle per la nostra atleta nella 15 chilometri di biathlon. Se ne parlerà nel notiziario sportivo, a seguire le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.